Affluenza in calo per i 5 referendum in Sicilia. Ieri hanno votato il 16,32% contro il 22,7% della media nazionale, Agrigento e Caltanissetta, gli ultimi con il 13,36% e il 13,91%. Al via stamani la 3 giorni dedicata all'agroalimentare al Palacongressi di Agrigento, un centinaio di rappresentanti provenienti da tutto il mondo, tra cui anche quelli della Palestina e di Israele. Finanziati i lavori di ristrutturazione della scuola di Montaperto grazie ai fondi del PNRR per oltre 1.700.000 euro. Un arresto è stato effettuato dalla Volanti di Agrigento per possesso di droga a un 45enne del luogo. I carabinieri di Licata intervengono per una maxi rissa a Naro, denunciate 17 persone. Si è svolta sabato in cattedrale la seconda edizione della rassegna corale dedicata a Sergio Alletto con la partecipazione di 8 cori provenienti da tutta la Sicilia. Ennesima denuncia di Mariamico per i rifiuti nelle spiagge di San Leone per il boschetto di Maddalusa. Mancano anche i cestini. Il Siracusa perde la finale scudetto con il Livorno, per quella di eccellenza, sconfitto il Gela e vince il Monica, scontro decisivo per la promozione in Serie D domenica prossima. L'Agragas Under 16 perde la finale regionale. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi lunedì 9 giugno, parliamo dei referendum, un flop annunciato, si avviano verso un'affluenza che resterà ben lontana dalla possibilità di raggiungere il quorum. In fondo alla classifica purtroppo Agrigento con il 13,36% di votanti e Caltanissetta con il 13,91%, il servizio. Nell'intera giornata di ieri l'affluenza alle urne in Sicilia è stata del 16,32%, ben al di sotto della già bassa affluenza su scala nazionale, che è stata pari al 22,7%, quasi 6 punti in più. Il dato maggiore lo ha fatto registrare la provincia di Palermo con un'affluenza del 18,07%, anche quella oltre 4 punti in più, al di sotto della media nazionale. Sul podio di questa inutile affluenza ci sono poi Enna con il 17,99%, Catania con il 17,01%, in fondo alla classifica Agrigento con il 13,36% e Caltanissetta con il 13,91%. Nel mezzo la provincia di Ragusa, che ha visto votare 16,45% di elettori, Messina con il 16,34%, Siracusa con il 15,97%, Trapani con il 15,37%. I siciliani chiamati alle urne erano oltre 4 milioni e mezzo, secondo i dati dell'assessorato regionale agli enti locali e del Viminale, che hanno votato in 5.306 sezioni che sono state allestite per l'occasione. Poiché la consultazione è considerata valida, dovrà votare la metà più uno degli aventi diritto nel Paese, una cifra che al momento, stando ai dati, appare impossibile raggiungere. Rispetto alle elezioni politiche regionali e amministrative, questo tipo di voto prevede il diritto all'astensione. L'elettore potrà esercitare questo diritto in vari modi: legittimamente non recarsi alle urne, un'alternativa a scegliere di votare solo per alcuni dei quesiti proposti. In questo caso deve recarsi alle urne e ritirare le schede dei quesiti per i quali non si vuole esprimere e rifiutare la scheda relativa ai quesiti per i quali si intende astenersi. In questo caso al seggio verrà compilato uno specifico verbale di astensione. L'astensione è un grande tema italiano, non solo in occasione del referendum. Alle regionali del 2023, ad esempio, in Sicilia votarono soltanto 2.249.870 aventi il diritto a voto, cioè poco meno della metà. Il primo quesito riguardava l'abolizione del Job Act nella parte che dettava le regole sui licenziamenti. Nella scheda di colore verde, il secondo e terzo quesito
erano legati indirettamente al primo e ne risultano una conseguenza. Con la scheda arancione si voleva abrogare il sistema degli indennizzi a fronte dei licenziamenti individuali di lavoratori nelle piccole e medie imprese, puntando alla reintroduzione della non licenziabilità. La scheda grigia del terzo quesito aboliva il ricorso facile ai contratti a termine e dunque ad aumentare la stabilità di lavoro. La quarta scheda, quella di colore rosa, si chiedeva di abolire le norme che vietano di estendere la responsabilità degli incidenti sul lavoro anche all'impresa appaltante. Infine, la quinta scheda esce fuori dal mondo del lavoro. Si tratta del referendum promosso da Più Europa e solo dopo spostato anche dalla CGIL. Con la scheda gialla si voleva dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Al via stamani al Palacongressi di Agrigento il primo congresso internazionale di agroecologia del Mediterraneo. L'evento durerà 3 giorni e vedrà la presenza di un centinaio di operatori del settore provenienti da tutto il mondo, anche i rappresentanti della Palestina e di Israele. Le interviste. Allora, Guido Bissanti è presidente del coordinamento Agroecologia Sicilia, che è uno dei 3 organizzazioni che hanno lavorato per questo primo congresso di agroecologia del Mediterraneo, che si tiene qui ad Agrigento dal 9 al 12 giugno. È un evento che tenta di riscrivere le politiche agricole, le politiche sociali, le politiche economiche, quindi un grande impegno dove ci saranno quasi 500 ricercatori. Come si svolgerà altri giorni nel dettaglio? Allora, il 9 e il 10 giugno saremo qui al Palacongressi in vari lavori, in varie sessioni parallele, in varie aule, ricercatori provenienti da quasi 30 paesi di tutto il mondo, soprattutto al Mediterraneo, dove ci si confronterà sulle nuove ricerche scientifiche, l'innovazione e tutta quella che è la politica del cibo e delle connessioni. Poi l'11 giugno saremo la mattina in 5 aziende pilota del territorio agrigentino a vedere in pratica cosa si sta facendo, e il pomeriggio ci sarà un momento più rilassante, culturale e artistico al Teatro Pirandello dalle 5 alle 20:30, quindi dalle 17 alle 20:30. Giorno 12 ci sarà la mattinata fino alle 2 alle 3, la sessione conclusiva, dove verranno emessi dei documenti che andranno poi a Bruxelles, ai vari capi di Stato, a Roma, a Palermo. C'è un interscambio quindi anche con altre nazioni? Assolutamente sì, addirittura stiamo entrando nella valutazione di quello che c'è a livello di politiche, a livello mediterraneo. Perché? Perché la Sicilia è la prima regione in Europa e nel Mediterraneo ad aver redatto una legge sull'agroecologia, la legge 21 del 2021. Quindi siamo diventati regione guida in Europa, e questo è un fatto molto importante. Da cosa nasce l'idea, dottore Bissanti, di organizzare questo evento in occasione anche di Capitale della Cultura dedicato a questo settore dell'agroalimentare? Ma nasce dal fatto, intanto siamo nel 2025, quindi Agrigento come capitale della cultura, ma Agrigento come centro di un Mediterraneo che, per le note vicende purtroppo tristi politiche, deve rappresentare un faro guida, con tutte le sue difficoltà, di città con le sue difficoltà, ma c'è una gran bella presenza soprattutto di giovani, e questi sono la nostra speranza. Quindi è un futuro per la nostra agricoltura, non solo siciliana ma anche quella di nicchia, no? Un'agricoltura che potrà dare anche delle risposte con gli aggiornamenti moderni. Sì, ma è un futuro proprio per tutte le politiche del cibo, nel senso della giustizia sociale, nel senso della giustizia ecologica, nel senso dei rapporti tra uomo e ambiente. Cioè vogliamo iniziare, quel cammino già iniziato, non l'abbiamo fatto noi, che però ci dà una strada chiara su come muoverci, e lo facciamo da Agrigento. Ci sarà un interscambio con altre nazioni, in Svezia mi pare di aver capito. Sì, poi finito questo congresso, i risultati di questo congresso andranno dal 2 al 4 ottobre a Malmö in Svezia, e quindi lì porteremo tutti questi risultati, ci confronteremo e faremo 3 giorni anche lì di approfondimento.
Prefetto, oggi ad Agrigento, qui al Palacongressi, oltre 300 persone discuteranno per 3 giorni sul futuro dell'agroalimentare nel senso biologico, quindi un evento sicuramente di altissimo livello. Di altissimo livello, soprattutto molto attuale, perché è da tanto che si parla di sostenibilità, si parla di tutela dell'ambiente, quindi questo è un momento di confronto con convegnisti che vengono anche da altri paesi, e proprio per questo motivo lo ritengo oltremodo fondamentale proprio lo scambio di culture. Agrigento è un territorio che ovviamente è rurale, un territorio dove l'agricoltura, diciamo, è il motivo trainante, diciamo, dell'economia locale. Quindi è un laboratorio sicuramente utile ed interessante per approfondire anche da parte di soggetti provenienti da altre realtà, approfondire proprio la diversità di questo territorio. Quindi ritengo oltremodo importantissimo questo momento che è stato creato ad Agrigento, dove ovviamente il confronto ci porta sicuramente ad approfondire delle soluzioni che possano anche divenire utili nel proseguo delle attività delle nostre aziende locali. Questi 3 giorni vedrà anche i delegati convegnisti anche visitare 3 aziende della provincia che costituiscono per loro sicuramente un'eccellenza, e per noi ecco un vanto, proprio perché portano avanti quei principi, come ho detto, di tutela dell'ambiente, di sostenibilità dei prodotti e soprattutto della qualità dei nostri prodotti. Sono Paolo Barberi, sono professore di agronomia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e mi occupo da tempo di agroecologia. Sono membro del comitato scientifico di questo convegno, che è un'occasione importante per fare rete a livello mediterraneo su una tematica molto importante per lo sviluppo di sistemi agroalimentari sostenibili. Ci aspettiamo che il numero enorme di partecipanti che ha deciso di venire ad Agrigento rappresenti un punto di lancio per un qualcosa di ancora più grande che andremo a sviluppare nei prossimi anni e che speriamo coinvolgerà non soltanto gli agricoltori ma anche tutta la cittadinanza, i decisori politici per un futuro sempre più roseo in direzione della sostenibilità. Allora, Marilyn Darmaon e lavoro come ricercatrice al CIFOR ICRAF, che è un istituto internazionale di ricerca che lavora sull'agroecologia e l'agroforesteria in generale. Come mai sei questa iniziativa oggi qua ad Agrigento? Allora, presento una parte del mio lavoro di ricerca, ho fatto un dottorato sulla valutazione dell'agroecologia e ora lavoro con CIFOR ICRAF sulla stessa tematica e quindi presenterò alcuni risultati domattina, se volete venire alle 9. È una bella iniziativa secondo te? Ah certo, e poi la prima nel Mediterraneo, quindi complimenti per l'organizzazione. La tua collega? Ah, molto da dire. Stéphane Bellon, un famoso ricercatore nell'ambito anche. Come mai ad Agrigento? Buongiorno, buongiorno. Parliamo di questa sua presenza? Sì. Bonjour, donc je suis chercheur à l'INRAE, qui est un institut de recherche français. Ricercatore all'INRAE, che è un istituto di ricerca in Francia molto famoso, pubblico, un po' come CREA forse. Et je suis aussi dans l'association Agroécologie Europe, qui participe à ce congrès. È anche uno dei fondatori dell'associazione Agroecologia Europa, che ha organizzato in parte questo congresso. Et donc j'ai beaucoup d'activités qui portent sur l'agroécologie et j'ai écrit un livre qui s'appelle Les mondes de l'agroécologie. Lavora molto nell'ambito dell'agroecologia, ha scritto pure un libro che si chiama I mondi dell'agroecologia. Et les mondes dans les deux sens, c'est-à-dire c'est d'une part le fait que l'agroécologie a une dimension mondiale, internationale, et deuxièmement que l'agroécologie correspond aussi à des mondes sociaux différents, qui sont ceux de la recherche, ceux des praticiens et ceux des mouvements sociaux et des politiques. Il titolo del suo libro è interessante perché i mondi al plurale, perché ci sono i mondi tra il livello locale e internazionale che lavora sull'agroecologia, ma anche i mondi dell'agroecologia che coinvolge diverse dimensioni sociale, ambientale e quindi quelli che fanno l'agroecologia e gli agricoltori. Et donc c'est un plaisir de venir ici, de rencontrer des collègues italiens. Certains d'entre eux étaient fondateurs de l'association Agroécologie Europe et on a beaucoup de contacts aussi avec les Italiens et je suis content de connaître la Sicile aussi.
l'agroecologia, sì, sì. Quindi è felicissima di partecipare per incontrare colleghi che lavorano nell'ambito e complimenti per l'organizzazione. E parte domani la delegazione di comitini che in piazza San Pietro incontrerà Papa Leone XIV durante la consueta udienza del mercoledì. Offriremo al Papa un tributo di gratitudine per il suo ministero, gli daremo l'abbraccio di tutta la Sicilia, quanto afferma il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli. Ricorderemo i Carusi che a inizio del secolo scorso lavoravano come animali nelle miniere di zolfo. L'incontro avviene alla vigilia della giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Purtroppo, aggiunge il sindaco Nigrelli, verrà consegnato al Santo Padre insieme a una lettera del presidente dell'AS Gaetano Galvagno. Papa Leone XIV benedirà una tela che raffigura il martirio dei Carusi, realizzato dall'artista Francesca Cumella. L'opera verrà esposta in una delle sale del Palazzo Bellacera di Comitini. Della delegazione fanno parte anche i sacerdoti Giuseppe Anello e Angelo Burgio. L'incontro con il Pontefice è una delle iniziative del comitato scientifico istituito dal sindaco e composto dallo storico Nino Contino, dal direttore della biblioteca Benedetto Ranieri, dal funzionario del comune Salvatore Parello e dal giornalista Alfonso Bugea. Siamo orgogliosi di comunicare che i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico di Montaperto sono ufficialmente in corso. Si è conclusa la fase di demolizione del vecchio immobile, da anni chiuso per problemi strutturali e ormai inutilizzabile, per fare spazio a una nuova, moderna, sicura e funzionale, destinata a diventare un punto di riferimento per l'educazione e i servizi all'infanzia della comunità. Questo intervento, afferma l'assessore Principato, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR per un importo di 1.197.000 euro, rappresenta un segnale concreto dell'attenzione dell'amministrazione comunale di Agrigento verso i borghi e le periferie, troppo spesso trascurati in passato. Restituire dignità e servizi essenziali a queste realtà è una priorità della nostra azione amministrativa. Il completo dei lavori della scuola è previsto entro il 30 dicembre 2025, mentre il collaudo sarà concluso entro il 30 giugno 2026. Passiamo ora alle notizie di cronaca. Trovato in possesso di poco meno di 70 grammi di marijuana nascosta all'interno della sua attività lavorativa, un 45enne di Agrigento è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Deve rispondere dell'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A scovare la droga sono stati i poliziotti della sezione volante della Questura di Agrigento, unitamente all'unità cinofila della Guardia di Finanza. A Dassela di Santa Ragione, 9 uomini e 8 donne, tra maggiorenni e minorenni, tutti di nazionalità rumena, appartenenti a 2 distinti nuclei familiari. I carabinieri della compagnia di Licata hanno così identificato i partecipanti alla maxi rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in via Padre Favara a Naro. Complessivamente 17 le persone denunciate alla Procura della Repubblica di Agrigento e quella presso il Tribunale per i minorenni di Palermo per le ipotesi di reato di rissa aggravata, porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Alcuni dei protagonisti della zuffa hanno utilizzato dei coltelli e spranghe. 6 feriti medicati al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì. Uno, un ventenne, quello più grave, è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico e si trova ricoverato in rianimazione nello stesso presidio ospedaliero. E si è svolta in cattedrale ad Agrigento la seconda rassegna corale Sergio a letto, dedicata alla pace nel mondo, che ha visto la partecipazione di 8 cori provenienti da tutta la Sicilia. Le interviste ai protagonisti. Oggi seconda edizione di questa rassegna corale dedicata proprio a Sergio a letto, che vede la partecipazione
di 8 cori provenienti da tutta la Sicilia. Sì, 8 cori provenienti dalla Sicilia, ciascuno con la loro storia e con i loro talenti, e saranno qui alla Cattedrale di Agrigento a celebrare la pace. Tutto il repertorio corale di questa sera sarà appunto indirizzato ai canti dedicati alla pace, proprio perché vogliamo gettare un seme sul, diciamo, rispetto della condivisione, sul rispetto del vivere insieme in armonia e appunto, che è la cosa principale della coralità, che è l'argomento principale della coralità. Quindi i nostri cori ospiti della Cattedrale di Agrigento questa sera canteranno e getteranno un seme rispetto al tema della pace, che tanto in questo momento ci preoccupa e tanto ci dà da pensare. Quindi faremo il nostro piccolo, daremo il nostro piccolo contributo. Cosa proporrete? I nostri canti saranno Pacem, Lo Se Shalom, e poi tutti insieme canteremo un canto di Frisina dedicato appunto alla pace, inneggiante alla pace. Sarà un canto corale finale che vedrà protagonisti tutti gli 8 cori questa sera ad Agrigento. Ecco, l'idea di raccogliere tanti cori della Sicilia sicuramente è una cosa un po' particolare per la città. Certo, anche perché abbiamo voluto invitare le corali rappresentanti quasi di tutte le province della Sicilia, che hanno accolto l'invito con grandissimo entusiasmo. È una cosa eccezionale e ci auguriamo di poter ripetere negli anni questa stessa manifestazione. Una piccola caratteristica del vostro coro? E la nostra caratteristica è l'armonia, proprio quell'armonia di cui parlavo poc'anzi, l'armonia, la coralità, lo stare insieme. Noi siamo veramente una famiglia e ci dedichiamo con tantissimo impegno al canto corale. Noi siamo professionisti, non siamo sicuramente esperti del canto, però ecco, è il momento che ci vede protagonisti delle prove e protagonisti poi di queste manifestazioni, ci vede sempre più legati. Colgo l'occasione per ringraziare il maestro Lorenzo Puma, che è il nostro maestro, che con la grandissima professionalità, con una grandissima maestria, ci ha portati a raggiungere questo bellissimo risultato e a partecipare a questa bella manifestazione. Quest'anno abbiamo voluto intitolare questa rassegna Pax Pro Mundo, quindi la pace per il mondo, considerando a quello che stiamo comunque assistendo nelle varie zone del mondo. Proprio il messaggio che vogliamo dare è proprio quello di pace, cantato proprio da 250 coristi invitati quest'anno a questa rassegna. Una esperienza sicuramente particolare questa, che intenderete rinnovare anche negli altri anni? Sicuramente sì, quest'anno è la seconda edizione, sicuramente spero che possa diventare una rassegna che si faccia annualmente, quindi che possa avere un proseguo nel tempo. Sono Alfonso Lupo, maestro del coro parrocchiale polifonico San Gregorio Agrigentino, zona Cannatello di Agrigento. È un coro che è nato nel 2016, formato da più di 40 elementi nelle 4 sezioni classiche, bassi, tenori, soprani e contralti, più abbiamo una bella partecipazione di voci bianche, quindi dei bambini, e 5 ragazzi strumentisti di strumenti a fiato, più un organista e un chitarrista. Questa sera proporremo 2 brani liturgici, tra cui Nella notte e l'ultima cena di Don Fabio Massimillo e Anima Christi di Monsignor Frisina, che sarà presente proprio in questa cattedrale il prossimo 21 di giugno. Una bella iniziativa questa, no? Eh sì, siamo felicissimi e onorati di partecipare a questa seconda rassegna dedicata a Sergelletto, che faceva parte appunto di questo meraviglioso coro. E sono delle iniziative molto importanti per la nostra città. Sono delle realtà che vanno curate e vanno anche premiate per quello che fanno. Rosario Randazzo, direttore e direttore artistico del Coro Don Milani di Caltagirone. È una manifestazione senz'altro da applaudire, da promuovere anche negli anni successivi, perché cantare intanto è una cosa meravigliosa, cantare insieme, stare insieme per farlo è ancora più importante. E poi riunire tutti questi cori qui in questa splendida cattedrale ha un significato che va al di là della musica, anche perché il tema è quello della pace, che speriamo arrivi presto. Velocemente cosa proporrete? Noi proporremo 3 canti sacri, un brano di Molfino, che è il Sacrum Convivium, poi un'Ave Maria scritta nel 1980 da Xavier Busto, e alla fine un brano che forse non si è mai sentito, penso che sia la prima esecuzione pubblica, di Ferruccio Messinese, Jubilate Deo Universa Terra. Rosalia Catalano, nella qualità di direttore del coro Associazione Nada Te Turbe, Trapani. È
è una bellissima esperienza per noi, un momento di confronto, sicuramente un momento di preghiera molto forte, grazie anche all'unione delle voci nel canto finale del Pace Vinteris. Ecco, la vostra esperienza sul settore? Noi siamo un coro, nasce come coro parrocchiale, ma da un anno siamo anche associazione e ci dedichiamo non più tanto all'animazione liturgica, che facciamo anche in alcuni momenti, ma soprattutto all'attività concertistica. Daniele Riggi, direttore del Resonanze Camera Chorus, coro di voci femminili dell'Oratorio Salesiano di San Cataldo. Sì, e siamo molto onorati di essere stati invitati perché è una dimostrazione che la musica è unione, soprattutto nella parte che coinvolge tantissime persone come le realtà corali del nostro territorio. Questo è un grande segnale di unione e di pace che si vuole lanciare. Una caratteristica del vostro coro? È un coro di voci femminili che esplora un repertorio di compositori contemporanei che però scrivono su salmi sacri. Irene Fugallo, direttore dei Cantori Stelli. Sì, è un coro che è nato 30 anni fa, i cui membri fanno parte non soltanto di Alessandria della Rocca, ma c'è Cianciana, Buona, Santo Stefano e Calamonaci. Come valuta questa iniziativa dedicata alla pace? Queste sono iniziative meravigliose, anche perché la musica è pace, è veicolo di pace, quindi ben vengano queste iniziative. Don Riccardo Tomminello dell'Abbazia di San Martino delle Scale. La Corale Sergio Alletto ha invitato la Cappella Musicale Martiniana, di cui io sono direttore, e siamo alla seconda edizione e con grande piacere partecipare insieme per fare musica, perché la musica unisce. Ecco, voi cosa proporrete? Noi proporremo 2 canti allo Spirito Santo, il Veni Creator Spiritus e il Veni Sancte Spiritu, e poi un canto Dona Nobis Pacem, proprio per legare la pace che viene dallo Spirito Santo. Una battuta sul vostro coro, come è formato? Quanti anni che siete presenti nel settore? Il nostro coro è formato da 12 componenti e da diversi anni ci dedichiamo a canto gregoriano, perché in abbazia i monaci cantano il canto gregoriano, ma da qualche anno ci siamo aperti anche a repertori di musica a cappella, musica da 500, ma anche musica moderna, musica più contemporanea come Montepaone, che eseguiremo questa sera. Un concerto dedicato alla pace. La pace è una delle cose importanti oggi, soprattutto dopo la venuta di Papa Leone XIV, dove il primo saluto è stato proprio la pace sia con voi, la pace che il risorto annuncia nel cenacolo, e la pace, se siamo realmente portatori di pace, e tutto quello di cui oggi soffriamo potrà finire. Graziella Fazzi, direttrice del coro diocesano della Diocesi di Agrigento. Una bella iniziativa quella di oggi del secondo momento corale dedicata a Sergio Alletto, che vede la partecipazione di tanti cori provenienti da tutta la Sicilia e non solo. Ecco, la vostra partecipazione oggi? La nostra partecipazione è una partecipazione molto sentita, intanto perché questa è la cattedrale ed è il luogo dove noi abitualmente svolgiamo il nostro ministero di cantori, e poi perché conoscevo personalmente Sergio Alletto, conosco questa realtà ed è bello poter partecipare. E non dimentichiamo inoltre il tema di oggi, che è quello della pace e quello dello spirito. Questa è la giornata, la vigilia del Pentecoste, pertanto invochiamo anche la venuta dello spirito perché ci sia veramente pace, prima di tutto nei nostri cuori e poi nei cuori di tutti gli altri. Cosa proporrete? Noi proporremo 2 brani, uno è un brano di un autore contemporaneo, Jenkins, è un Ave Verum Corpus, e l'altro è un brano di un gruppo multiculturale che sono i Gen Verde, e So che sei qui. Assessore Alfano, una iniziativa sicuramente molto interessante dedicata alla pace con 8 cori provenienti da tutta la Sicilia. Sì, un evento meraviglioso alla vigilia della Pentecoste, i 50 giorni dopo la Pasqua. Lo Spirito Santo infatti è soggetto e oggetto di molte delle canzoni che vengono cantate dai cori questa sera, 8 cori provenienti da tutta la Sicilia, in un momento dove si deve più che mai parlare di pace, e quindi se è vero che chi canta prega 2 volte, dobbiamo pregare per la pace del mondo, come dice anche il nostro Vescovo in questo momento. Dobbiamo sforzarci, come dice anche il Papa, di ricercare anche mediante la canzone, anche con una preghiera cantata, di cercare nel mondo una pace disarmante e disarmata. Mi preme comunque di fare un ringraziamento ai cori, a chi ha organizzato il coro Sergio Alletto, all'Ars, all'Assemblea Regionale Sicilia, grazie anche al contributo e al sostegno che sono stati dati dal Presidente Calvagno e all'Assessore Giussi Savarino, che sono stati vicini anche in questo caso a un evento organizzato nella nostra città.
E gli scout di Palma di Montechiaro 2 hanno moderato l'incontro sulla giornata mondiale dell'ambiente che si è svolto presso la sala del Palazzo degli Scolopi, proprio a Palma di Montechiaro, il nostro servizio. Gli scout di Palma di Montechiaro 2 hanno moderato l'incontro sulla giornata internazionale dell'ambiente, esponendo temi e argomentazioni, usando il linguaggio dell'enigmistica, quello della narrazione e della tecnologia, rendendo i contenuti interessanti per tutti. Sono stati protagonisti i giovanissimi del branco Sionee del gruppo Agesci Palma di Montechiaro 2. Tra gli ospiti invitati la scienziata, geologa e ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di La Spezia, Premio Basile 2025. In collegamento dalla sede Spezia, Giovanna Lucia Piangiamore ha spiegato il nudging, ovvero la spinta gentile verso l'ambiente, esperienze di sensibilità, intelligenza ed educazione ambientale, nonché paradigma educativo necessario nelle scuole e nella società tutta. Cristina Montana, volontaria del WWF, ha sensibilizzato all'emergenza immediata di tartarughe sulle coste di Palma di Montechiaro, un evento, ha detto, che racconta il patrimonio incontaminato sotto ai nostri occhi e che siamo chiamati a tutelare. Il referente Plastic Free, Salvatore Manganello, ha confermato e consolidato il sodalizio con gli scout già da tempo sperimentato, ricordando le raccolte compiute insieme sulle spiagge e consolidando i propositi per la prevenzione, la lotta allo spreco e il riuso dei materiali. Sono stati realizzati, infatti, dei portafiori decorativi e funzionali usando gli scarti dei rifiuti rimossi dal lungomare liberato nella recente campagna che ha contato la raccolta di ben 400 kg di plastica inquinante. L'assessore all'ambiente Daniele Cacciatore e la vicepresidente di Palma Ambiente Sharon Amato hanno ricordato l'emergenza ritiro rifiuti ingombranti e l'importanza di evitare sprechi di ogni tipo, anche quelli alimentari. La cittadinanza ha risposto con una partecipazione sentita all'evento e un grande coinvolgimento nell'interazione. Il sindaco Stefano Castellino ha avallato l'importanza del tema trattato, esprimendo massima disponibilità ad accogliere le istanze dei giovani scout, dei quali ha riconosciuto lo zelo nell'aver creato l'opportunità di un momento di crescita umana per ciascuno dei presenti, che ha rappresentato un seme piantato nelle coscienze di tutti. Linea alla regia per la pubblicità. Inaugurati i nuovi punti vendita della società energetica EcoGreen a Palma di Montechiaro, Raffadali e a Siracusa, avvenuti dopo quella di Agrigento al Viale della Vittoria. Le interviste ai protagonisti. Inaugurati i nuovi punti vendita della società energetica EcoGreen a Raffadali e a Palma di Montechiaro, avvenuto dopo quelli di Agrigento al Viale della Vittoria. Mi sembra di stare veramente in famiglia, anzi posso dire che siamo in famiglia, siamo proprio l'EcoGreen, il cuore, con i collaboratori, siamo tutti tra di noi. E mi fa piacere anche un'altra cosa. Cioè questo è il terzo Eco Point che apre il nostro collaboratore. Oltre che mi fa piacere perché saranno contratti che arriveranno, siamo sempre più vicino alla gente, sempre ramifichiamo i negozi, ma mi fa piacere sapere cosa è. Cioè vedere un nostro collaboratore che l'anno scorso aveva un punto vendita, Porta Empedocle, ha aperto il secondo Siculiane e siamo arrivati al terzo. Infatti gli auguro ancora, vai avanti, il quarto, basta. Mai dire mai, come spesso dico ai miei collaboratori, ogni giorno è un punto di partenza, mai di arrivo. Se no si entra in una comfort zone, basta, si finisce. Perché contentartene di 3? No, comunque ti faccio veramente gli auguri perché sono felicissimo. Grazie. Successivamente è stata aperta quella di Siracusa. La Presidente Giovannini, l'inaugurazione oggi a Siracusa, ma come è nata e quando nasce EcoGreen? EcoGreen è nata nel 2020, proprio in piena crisi del Covid, novembre 2020. Mia figlia aveva appena terminato gli studi, aveva fatto un paio di anni in Olanda e aveva il piacere di rientrare in Italia. E io come padre, come tutti i padri, avevo il piacere di farlo rientrare in Italia. E per cui abbiamo trovato l'idea di fare un'azienda, qualcosa. E ci siamo focalizzati sulle energie elettriche perché è sempre un business in grande crescita. E da quel momento abbiamo fondato l'azienda, il nome EcoGreen è frutto di Emilio. Il logo che vedete che prenderà piede a livello nazionale è frutto di Emilio, quel logo. Eco, dal latino io, quindi calabresa, e green, inglese. Ok. E quindi eccoci qua, con una realtà che ogni anno cresce
per 3-4 volte di fatturato. Tra l'altro EcoGreen è in continua espansione nel Lazio, anche in Lombardia, in tutta Italia si stanno aprendo negozi EcoGreen. Già nel Lazio siamo presenti con circa 20 negozi. Adesso siamo appena partiti con la Sardegna, Piemonte, Lombardia, Veneto, quindi conto a fine anno di arrivare a circa 50 negozi. Allora, Luca Puzzo, direttore generale di EcoGreen, oggi apertura a Siracusa, sede principale dell'azienda. Sì, diciamo che è una sede molto importante quella di Siracusa, dove nasce il nucleo operativo dell'azienda. Molto importante, ma non diciamo l'unica, in quanto le ambizioni dell'azienda sono quelle di crescere a livello nazionale in maniera importante, grazie al nostro presidente Marcello Giavadini, che ogni giorno ci sprona sempre ad alzare l'asticella. Quali gli obiettivi dell'azienda? L'azienda, come ci diciamo sempre internamente, non si pone obiettivi, cioè ogni giorno quello che raggiungiamo diventa il punto di partenza per il giorno successivo. Cioè non abbiamo obiettivi, guardiamo sempre a lungo termine, già ci sono i progetti del 2026, stiamo cominciando a ragionare, a pensare a quelli del 2027, per posizionarci all'interno del mercato come un operatore di primaria importanza. Le materie plastiche sono molto versatili e diffuse. Per l'anno 2024 è stato previsto un riparto di 250.000 euro a favore dei comuni riconosciuti come plastic free, in netto aumento rispetto ai 100.000 euro stanziati nel 2023. Lo scorso anno i fondi regionali furono assegnati a 2 soli comuni, Favara in provincia di Agrigento e Roccalumere in provincia di Messina, che ricevettero 50.000 euro ciascuno per finanziare interventi ambientali. Nel 2024 invece la Sicilia ha registrato un importante salto in avanti, passando da 2 a 7 comuni premiati. A ciascuno sarà destinato un contributo pari a 35.714,29 euro da utilizzare per il potenziamento delle azioni ecologiche già intraprese sul territorio. I comuni destinatari del contributo regionale sono Modica in provincia di Ragusa, Santa Teresa di Riva in provincia di Messina, Avola in provincia di Siracusa, Belpasso in provincia di Catania, Cefalù in provincia di Palermo, Castelvetrano in provincia di Trapani e nuovamente Favara in provincia di Agrigento. Tutti questi enti locali sono stati insigniti del riconoscimento comune Plastic Free per l'anno 2024, attribuito da Plastic Free Onlus in virtù dell'adozione di misure efficaci nella riduzione della plastica monouso, nel contrasto all'abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti. Lo stanziamento rientra in un decreto firmato dall'assessore regionale alle autonomie locali Andrea Messina, che assegna risorse economiche ai comuni che si sono distinti per la sostenibilità e la tutela ambientale, all'interno di un più ampio impegno della regione per valorizzare le buone pratiche amministrative, turistiche e sociali sul territorio. Plastic Free Onlus, associazione promotrice del riconoscimento, accoglie con entusiasmo la decisione della regione. L'estate in Sicilia è già iniziata da diversi giorni, ma la gran parte delle spiagge della nostra provincia sono piene di rifiuti e mancano ancora i cestini. Il problema dell'abbandono selvaggio dei rifiuti non riguarda solo gli arenili, il problema si estende anche ai boschi adiacenti alle abitazioni e alle strade principali che portano alla località di mare. Ma ciò che ci chiediamo con preoccupazione, chi pulirà il boschetto di Maddalusa? Questo quanto scritto in una nota dell'associazione ambientalista Maria Amico Agrigento. Passiamo allo sport. Siracusa perde la finale scudetto con il Livorno. Per quella di andata di eccellenza ha sconfitto il Gela e vince il Modica. Si deciderà tutto domenica prossima, la promozione in Serie D. L'Under 16 dell'Akragas perde la finale regionale. Ce ne parla il collega Carmelo Lentini. Il Siracusa perde la finale scudetto con il Livorno, giocata sul neutro Bonolis di Teramo, a conclusione di una gara giocata a viso aperto dalla compagine aretusea, ma che alla fine ha dovuto ammainare bandiera. 2-1 è il risultato finale, tante emozioni. Siracusa ha giocato una buona partita, ma ha avuto anche il torto di aver sbagliato troppe occasioni propizie per aggiudicarsi il titolo. Resta il rammarico, ma rimane però la soddisfazione di aver disputato un'ottima stagione con il ritorno in Serie C e di essere arrivati sino alla finale. Sempre questa domenica si sono disputate le gare di andata delle finali playoff di eccellenza,
che vede attualmente in corsa per la promozione il Modica e il Città di Gela. La compagine modicana, al cospetto del pubblico amico, ha superato il Puteoli Real Normanna con il risultato di 3-2, a conclusione di una gara molto combattuta e decisa nel finale. Nulla da fare invece per il Città di Gela, che è stato sconfitto fuori casa da Canosa con il risultato di 2-0. In entrambi i casi il salto di categoria passa dalle gare di ritorno, che si disputeranno a campi invertiti domenica prossima, 15 giugno alle ore 16. Ed ora, per ultimo, una notizia che riguarda invece il calcio locale, esattamente la squadra dell'Acragas Under 16. Infatti a Casteltermini il terzo tempo la squadra palermitana del tecnico Totò Tedesco si è aggiudicata la fase finale regionale Under 16 e così brinda al successo a conclusione della gara in bilico sino all'ultimo minuto. Al di là dell'andamento della sfida è stato piacevole assistere ad una gara molto corretta, seppur con qualche macchiolina per qualche decisione arbitrale che ha condizionato il risultato finale. Malgrado tutto non occorre rammaricarsi più di tanto, perché non bisogna dimenticare che i giovani biancazzurri hanno rappresentato degnamente i colori sociali della città di Agrigento, senza supporto adeguato a causa della scomparsa della società di Serie D, ma bisogna anche ringraziare il forte amore incondizionato di alcuni temerari che hanno sostenuto spese ed altro, ma anche allo staff tecnico che gratuitamente hanno contribuito a continuare regolarmente questa manifestazione. Ricordiamo i tecnici Emiliano Bellavia, Dino De Rosa, Ciccio Nobile. Per la cronaca, per il terzo tempo di Totò Tedesco ha segnato una doppietta Lo Piccolo, mentre per l'Acragas aveva segnato la rete Salvi. E si è spento a Palermo il fratello del nostro collaboratore Eugenio Cairone, Salvatore, dopo una lunga malattia, cui vanno le nostre più sentite condoglianze dello staff di TVA. I funerali si terranno domani a Palermo alle ore 10:30 presso la chiesa di Santo Espedito in via Nicolò Garzilli. E questo è tutto per l'edizione di oggi di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, i streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.